dite ragazze, oggi facciamo una gita turistica? Vi porto a conoscere il centro di Portogruaro. Portogruaro è una città facilmente raggiungibile in auto da Venezia ed è situata nel cuore della Venezia orientale. È una località piuttosto vicina a località balneari quali Caorle, Bibione e Lignano. Ragazze, dividiamoci e andiamo alla scoperta di Portogruaro. Andiamo! Sotto il dominio della Serenissima, Portogruaro è diventato un importante centro portuale. Infatti gli ampi vantaggi commerciali concessi tra il 400 e il 500 furono notevoli. Ad esempio ci fu il monopolio del commercio del ferro, la vendita del sale e il controllo del transito delle merci nei territori quali Friuli e Austria. Il significato del nome Portogruaro deriva dal fatto che appunto questa località era il porto della cittadina Gruaro. Successivamente ci fu il controllo da parte del dominio francese in seguito a quello austriaco fino alla proclamazione del Regno d'Italia. Jennifer, invece ti spiego qual è il simbolo della città di Portogruaro. Okay. Intanto ci troviamo nel pozzetto delle gru e come possiamo vedere qua è raffigurato anche lo stemma di Portogruaro, ovvero queste due gru che si guardano con al centro il campanile, altro simbolo molto importante di Portogruaro. La gru è stata scelta perché da sempre è un animale simbolo di protezione, perché appunto quando lo stormo si riunisce al crepuscolo per appunto andare a riposare ne viene scelta una che poi appunto farà da guardia durante tutta la notte. Molto importante a Portogruaro c'è anche la villa comunale costruita a metà del Cinquecento dall'architetto italiano Guglielmo Bergamaschi. Ci sono stati degli importanti lavori nel Novecento e purtroppo per questo motivo sono andati perduti numerosi affreschi, però è comunque molto affascinante e offre anche un parco molto grande nella zona posteriore che è ricca di tantissime specie di piante diverse. Sicuramente il particolare che salta di più all'occhio sono le colonne storte e infatti la base e anche l'apice sono a forma di rombo e possiamo vedere che tutto il porticato è un po' inclinato. Eccoci, siamo arrivati al borgo di Sant'Agnese. Questo prende il nome dalla porta che sbuca in via Cavour e venne costruito all'inizio del XIII secolo e qui vengono fatti alcuni restauri anche molto importanti ed è l'unico di proprietà del comune di Portogruaro. Il borgo ha un simbolo caratteristico ed è infatti la porta, che tra le tre porte è l'unica che ha resistito e ha mantenuto le sue caratteristiche originali. Inoltre è caratterizzato da questo arco a ogiva. Portogruaro è accessibile anche in bicicletta, vediamo cosa hanno scoperto le nostre compagne. Ragazze, non so voi, ma io stamattina mi sono svegliata con un sacco di energia. Sapete che Portogruaro è la città perfetta per essere girata in bici? Dai, vi portiamo alla scoperta della piccola Venezia. Ragazze, eccoci arrivate in pieno centro storico. Qua troviamo il Duomo di Sant'Andrea Apostolo. È un monumento di stile neoclassico costruito alla fine del XVIII secolo dall'architetto locale Antonio De Marchi. Internamente presenta affreschi e decorazioni molto belle, che sono state eseguite da famosi autori del Novecento. Ed è proprio al termine del XIX secolo che il nostro campanile è stato alzato di molti metri fino ad arrivare agli attuali 59. Tra l'altro è il terzo campanile più pendente d'Italia. Infatti è pendente di ben 42 cm. Risale infatti al XII secolo e a causa della sua pendenza le campane non fungono più appunto da campane, ma sono state sostituite da altoparlanti. Eccoci qua, siamo arrivate sul ponte di Sant'Andrea. Pensate che è il ponte più antico di Portogruaro. Pensa Selma che questo ponte è l'unico che durante la Prima Guerra Mondiale è rimasto in piedi. Infatti la popolazione portoguarese ha convinto il sergente Julius Saab a non buttarlo giù.
Per questo su questo ponte possiamo trovare anche una targa in suo onore. Sai, oltre a questo ponte viene chiamato anche il Ponte dei Mulini. E perché? Perché è circondato da ben 2 mulini che risalgono addirittura al XII secolo. Purtroppo non sono completamente intatti, però riservano delle cose molto belle. Ad esempio accogliendo cigni, anatre e pesci. E oltre a questo non ti sembra di stare in una piccola Venezia? Guarda, ci sono addirittura le coppie innamorate che vengono qua e attaccano i loro lucchetti e le loro iniziali. Guarda che belle, che cosa molto carina e romantica, soprattutto guardando questa stupenda vista. E siamo arrivati al Palazzo Marzotto, era un edificio storico situato qui a Portogruaro, commissionato da Gaetano Conte Marzotto, che faceva parte di una famiglia di imprenditori. Questo palazzo risale a vari secoli fa. Infatti Pla è stato edificato nel XVIII secolo ed è un edificio caratterizzato da un'architettura barocca. Inoltre, Isa, il Palazzo Marzotto è un sito culturale e storico. Bene ragazze, allora se non siete della zona vi consiglio di andare a vedere il bellissimo museo di Portogruaro che si trova presso la torre di Sant'Agnese. Sì, concordo, è bellissimo, infatti dentro possiamo trovare una biblioteca formata da manoscritti, libri antichi, foto d'epoca e anche disegni che permettono di conoscere meglio la città. E salendo possiamo trovare anche una sezione di armi medievali. Siamo appena tornate dal nostro viaggio per Portogruaro, ci siamo divertite tantissimo e vi aspettiamo alla prossima Miss Avventura. Pronte ragazze per una nuova avventura? Mentre le nostre compagne sono andate alla scoperta di Portogruaro via terra, noi vi porteremo via mare. Ma c'è una sorpresa per voi, venite con me! Eccoci, ci troviamo a Concordia Sagittaria, uno degli 11 comuni del Portogruarese. Concordia dista solo 1,5 km da Portogruaro e le due città sono particolarmente legate. Anzi, addirittura una volta, un tempo, Portogruaro era sotto il dominio del vescovo di Concordia. Rossella, ma tu sai da dove deriva il nome di Concordia Sagittaria? Nel III secolo Concordia divenne piazzaforte militare con una fiorente fabbrica di saggitte, ovvero le frecce, e nel primo Novecento prese il nome proprio da esse. Il primo insediamento romano avvenne qui tra il IX e l'VIII secolo a.C., ma Concordia venne occupata precisamente dal 42 al 40 a.C. Proprio in questi anni venne costruito un antico ponte che ancora oggi è visibile in via San Pietro. Questo ponte attraversava un corso d'acqua largo 20 metri, che era un antico affluente di questo fiume Lemene. Ragazzi, e voi sapete cos'è la voga veneta? È una particolare tecnica di voga in piedi, sviluppatasi lungo la laguna di Venezia e nelle zone limitrofe. La voga veneta si svolge anche durante la regata storica la prima domenica di settembre. Evento particolarmente amato dai veneziani che si riuniscono sotto le rive del Canal Grande. Eccoci qui davanti al Palazzo Municipale, che è stato ricostruito negli anni 20 del 1900 dopo un incendio che lo distrugge parzialmente. Al suo interno vi troviamo il Museo Civico-Archeologico, dove possiamo ammirare le bellezze dell'antica Roma, e tra cui oggetti particolari come urne funebri e mosaici. Adesso seguitemi che vi porto a vedere i reperti archeologici di Concordia Sagittaria. Come Portogruaro, anche Concordia Sagittaria ha un importante passato storico. Ci sono moltissimi reperti archeologici che potete visitare, come per esempio questo dietro di me che potete vedere, che si trova in Via dei Pozzi Romani. Qui sono stati ritrovati 2 pozzi imperiali romani e inoltre in quest'area archeologica potete trovare 2 delle 3 domus romane più importanti. Spostandoci in Via delle Terme si possono ammirare i resti archeologici delle mura urbiche e anche di un complesso termale che ancora oggi sono visitabili. E se ancora non siete stanchi, sappiate che numerosi reperti storici trovati nelle campagne di scavo sono esposti al Museo Nazionale Concordese, che si può raggiungere sia a piedi ma anche in bicicletta.
Allora, ci troviamo davanti alla cattedrale di Santo Stefano Porto Martire, che risale dal 1466 ed è una delle principali chiese del paese, nonostante il vescovo sta nella diocesi tra Pordenone e Concordia. In aggiunta alla chiesa fu poi costruita la Cappella dei Martiri, dove si trovano le loro reliquie, e per questo motivo la chiesa non è solo un monumento da visitare, ma è anche un luogo di culto e di pellegrinaggio. Volevo poi raccontarvi un'altra curiosità. Infatti questa chiesa nella metà del VI secolo fu distrutta da un incendio e le sue macerie furono ricoperte da 2 metri di sabbia che furono nel tempo trasportati dalle alluvioni. Successivamente la cattedrale fu poi ricostruita. Sempre di fianco alla cattedrale troviamo il battistero. La te brucia ma io solo good vibes, baby, solo good vibes. Non lo vedi che voglio solo good vibes, baby, solo good vibes. Da qui a Venice Beach. Benvenuti alla finale di Miss Venice Beach 2023, 13ª edizione. Godetevi lo show e io vi lascio alla presentazione della frizzante e favolosa Elisa Bagordo. Buonasera, buonasera a tutti, ben arrivati. È davvero un onore, devo dire che sono anche un pochino, tantino, se si dice, non lo so, emozionata. Innanzitutto vorrei fare un applauso al mio corpo di ballo, le ragazze che questa sera finiscono il loro percorso di Miss Venice Beach 2022. Le ragazze che l'anno scorso sono state elette hanno provato tantissime emozioni come stanno provando le concorrenti, le 24 finaliste di questa edizione, e tutte assieme direi che è arrivato il momento di dare un grande in bocca al lupo alla nuova Miss Venice Beach 2023 che premieremo questa sera. Ragazze, andate a prepararvi perché la serata è lunga, bella e tempestosa e ricca di attività. Io vorrei iniziare subito però con gli onori di casa. So che loro non amano essere sotto i riflettori, ma li vedo qui vicino, eccoli qui, Claudio e Mirica, se salgono un attimo con me sul palco, perché per me è davvero un orgoglio aver avuto il vostro sostegno e appoggio per realizzare questa fantastica serata di gala sotto le stelle. È un piacere avervi qui. Benvenuto a tutti. Buonasera e godetevi la serata. Questa sera iniziamo subito a salutare colei che l'anno scorso, dopo un lungo percorso, è stata selezionata nella tappa di Jesolo, è arrivata prima, è arrivata in finale in punta di piedi, ha vinto, si è portata a casa la corona e lo scettro di Miss Venice Beach 2022. Miss Venice Beach in carica, Anastasia Orru! Buonasera a tutti. Allora ne abbiamo parlato tutta quest'estate, no? Arriverà o non arriverà questo momento dell'etichetta di scadenza? Ahimè, è arrivato purtroppo, e questa è la sera. Tu sai che ci sarà qualcuna che adesso prenderà il tuo posto sul cartellone? Sarà una ragazza fortunata. Un'altra che sarà il mio incubo. Esatto, la prossima. Il prossimo mio incubo. Esatto. Com'è andata in quest'anno? Benissimo, benissimo. Tu mi hai accompagnato in tanti lavori, tante bellissime esperienze. Mi mancherà tutto questo sicuramente, però tornerò a romperti le scatole. Beh, guarda, non avevo dubbi. Comunque, scettro e corona realizzati in vetro di Murano sono tuoi, te li tieni perché Gabriele Urban della Fornasotta ha realizzato il nuovo scettro e la nuova corona che poi presenteremo e sarà indossato dalla nuova Miss Venice Beach. Quindi insomma un piccolo posticino nel tuo cuore resterà. Sei pronta per questa serata, Anastasia? Prontissima, come e allora, sempre. in bocca al lupo. È arrivato il momento di chiamare sul palco la nostra DJ di Radio Wow, Emma Rossato. Vieni Emma. Da Miss Venice Beach 2021
qualcuno alle console e vocali delle discoteche, in diretta su Radio Wow, insomma qua si sale sempre con Miss Venice Beach, non si scende mai, ricordiamolo. Oh, brava, ci piace questa cosa, ci piace. Allora tu sei qui con me perché abbiamo un premio importante da consegnare al cantante che è stato più ascoltato con il suo brano inedito durante le tappe estive, cioè il terzo contest cantanti di Miss Venice Beach. Brian Bergamin, vieni Brian, eccolo. Grazie. Sono ormai 3 anni che Miss Venice Beach ha indetto un contest per i cantanti emergenti. Ogni tappa vede protagonisti 2 cantanti che presentano un loro inedito. Questo inedito viene poi, tra i 2 cantanti ne vince uno, l'inedito viene poi pubblicizzato e messo live sulla pagina di Radio Wow con il sito, e il cantante che ottiene più ascolti unici, quindi di una persona sola, non uno che sta lì a ascoltarlo 100 volte una dietro l'altra, perché capita pure questo, ecco, vince. E Brian con oltre 800 voti, 880, ecco, insomma, quasi 900, è riuscito a portarsi a casa la vittoria. Quindi Brian, questa è la tua coppa, il tuo trofeo, vedi, vincitore terzo contest cantanti Radio Wow, Brian Bergamin, quel bambino, con il brano che adesso ci canterai e delizierai il nostro pubblico. E questi sono i gadget di Radio Wow, che dentro c'è una maglietta, quindi la serata dovrai svolgerla con la maglietta di Radio Wow, mi raccomando. Va bene. Questo è Stefano Mattara che l'ha detto. Va bene. Va bene, allora vi lascio alla magnifica voce di Brian Bergamin con quel bambino. Grazie. Non ho mai creduto di essere speciale, fa male anche solo sentirsi così. E non ho mai trovato un posto in questo mondo e speravo che un giorno mi vedessi qui. E nonostante tutto quello che ho, mi manca sempre quella parte di me, e mi nasconderò sì ma dietro l'angolo più buio che c'è. C'è che non sono qui per te, c'è che ogni passo l'ho fatto da me, e non sai, quel bambino che hai lasciato in una stanza adesso canta, adesso in fondo non riesce a odiarti, anche se l'orgoglio è sempre un passo avanti, e resta solo in una stanza, quel bambino aspetta la sua ninna nanna. E mi sentivo solo, avevo solo un pensiero fisso qui in testa, solo tipo pioggia lì fuori dalla finestra. E tu, ma tu dov'eri? Ma sotto quali cieli? Che forse non vedevi me, forse non credevi. Ora c'è solo una donna al mio fianco, e un po' vorrei sentirti dire che ti manco, ed è meglio così che te lo dica da qui. Mi immagino soltanto tu che mi chiedi perché, e poi mi dici che c'è che non sono qui per te, c'è che ogni passo l'ho fatto da me, e non sai, quel bambino che hai lasciato in una stanza adesso canta, adesso in fondo non riesce a odiarti, anche se l'orgoglio è sempre un passo avanti, e resta solo in una stanza, quel bambino aspetta la sua ninna nanna. Quel bambino aspetta la sua ninna nanna. C'è che non sono qui per te, c'è che ogni passo l'ho fatto da me, e non sai, quel bambino che hai lasciato in una stanza adesso aspetta la sua ninna nanna. Grazie. Bravo Brian, grazie a te, complimenti.
complimenti, in bocca al lupo e buona continuazione. Grazie a tutti. E allora con un calorosissimo applauso è arrivato il momento di chiamare le nostre 24 finaliste! Che mi sfiorano qui nel traffico e nel tempo che bevo il mio drink. Questa sera lenta sono lontana ormai dal tuo dramma show. Lascio deserta la nostra chat e lo so che eccole le 24 concorrenti selezionate sulle più belle spiagge del Veneto in un tour che è iniziato a luglio da Jesolo, proseguendo poi per Caorle, Rosolina Mare, Cavallino Treporti, Lido di Venezia, Sottomarina e Bibbione. 7 tappe su tutto il litorale veneto per trovare colei che questa sera sarà incoronata la nuova Miss Venice Beach 2023. Abbiamo però selezionato anche altre 3 fasce extra che sono state messe in palio dai nostri media partner, è per questo che come le altre sono state premiate sul palco, trovo che sia doveroso premiare anche queste 3 fasce extra qui questa sera. Con oltre 22.000 voti ha vinto la fascia quest'anno Isabel. Eccola, vieni Isabel Zanchin. Sì, prego. Eccoci qua. Proseguiamo ora con la fascia di G di Ferro Team, premia Giulia Urbinati. Chiamiamo Gaia Casagrande. Vieni Gaia, eccola qui. Proseguiamo, grazie Giulia, ci vedremo più tardi, anche con la fascia di You Style Magazine assegnata da Andrea Rigon, il direttore del giornale nonché fotografo, e va a Beatrice Russo con il sorriso che conquista di più. Il tuo sorriso, Beatrice, ha conquistato il pubblico. Adesso abbiamo proprio completato le 24 concorrenti di questa sera. Noi le salutiamo perché ora si prepareranno e andremo a conoscerle una per vedere il percorso che le ha portate fino a qui. Ciao ragazze! Allora io ricorderei tutti i partner che ci hanno permesso di essere qui, iniziare dal patrocinio della Regione Veneto, EIWA Sport and Spa, Gioielli Leonardo, My Sun, Motor Class, BGHY, Area B Bikini, Ottica, il Porto del Cadore, Bidon Abbigliamento, Murrina Murano Gioielli in Vetro, La Fornasotta con il maestro vetraio Gabriele Urban, per il food Consorzio Sigillo Italiano, I Pescaori, Pampiuma, Coraia, Latteria Soligo, Cantina Vini, Cave Scovado. I nostri media partner Antenna 3, il Gazzettino, Radio Wow, G di Ferro Team e You Style. Giurati, allora prendete subito carta e penna, vi è stata consegnata una bellissima cartellina con un paio di fogli. Il voto di primo impatto è quello che racconta e presenta le nostre ragazze. Cerchiamo di vedere come si sono destreggiate in questo reality show di Miss Venice Beach e soprattutto come sono arrivate fino a qui. Quindi in bocca al lupo anche a voi giurati e che vinca la Miss più affascinante, misteriosa e ovviamente la più bella. Numero 1 Isabel Zanchin, 1,68 m, 19 anni, da Villa del Conte Padova, del segno dell'Ariete. Ciao, mi chiamo Isabel, ho 19 anni, vengo da Villa del Conte, un paesino in provincia di Padova. Nella vita lavoro con dei ragazzi disabili. Il mio sogno nel cassetto però è quello di diventare una giornalista sportiva. Miss Venice Beach fino ad ora mi ha regalato tantissime emozioni. Ancora adesso non ci posso credere di essere qui. Mi ha aperto la strada in quest'ambito, in questo mondo del calcio, del giornalismo sportivo. Di questo sono veramente contenta e felice. L'obiettivo mio di questo concorso era appunto di vincere la fascia Miss Gazzettino ed ecco, ce l'ho fatta. Numero 2 Nicole Masiero, 1,68 m, 19 anni, di Spinea, del segno della Bilancia. Ciao, sono Nicole Masiero, ho 19 anni, vengo da Spinea e sono una ragazza molto solare ma anche molto testarda. Da questo concorso mi aspetto di fare amicizie nuove e imparare nuove cose. Il mio sogno nel cassetto è diventare una modella professionista e lavorare per brand famosi. Nel tempo libero mi piace ascoltare la musica, faccio la parrucchiera, da grande mi piacerebbe aprire un salone di bellezza. Avevo già partecipato a questo concorso 3 anni fa e arrivare in finale ora è stata una rivincita, quindi spero di vincere perché sarebbe una soddisfazione personale. Numero 3
c'è Flavia Iseni, 1,68 m, 19 anni, arriva da Loreggia in provincia di Padova, del segno dei gemelli. Ciao a tutti, sono Flavia Iseni, ho 19 anni e vengo da Loreggia in provincia di Padova. Studio in una scuola di moda, studio modellistica e disegno. Mi definisco una persona estroversa, solare e un pochino testarda. I miei punti di forza sono la voglia di mettersi sempre in gioco e di non ostacolarsi dai giudizi degli altri. I miei sogni sono di diventare una fotomodella per i brand più famosi. Ho partecipato a questo concorso per esprimermi come persona e a migliorarmi nel parlare con le altre persone. I miei hobby sono ascoltare la musica e il disegno. Ormai disegno da quando sono piccola e soprattutto sfilare è un mio sogno che ho nel cassetto da 10 anni. Grazie a tutti e vi saluto, un bacio. Proseguiamo con la numero 4, Jennifer Traverso, 1,70 m, 22 anni, arriva da Sovizzo, Vicenza, del segno del Capricorno. Ciao a tutti, sono Traverso Jennifer, ho 22 anni e attualmente sto studiando Ingegneria Chimica e dei Materiali presso l'Università di Padova e durante il weekend lavoro. Se dovessi descrivermi con alcuni aggettivi, sono una ragazza solare, i miei amici dicono che sono una ragazza simpatica, divertente, sono piuttosto testarda, cocciuta e mi piace arrivare fino in fondo agli obiettivi che mi impongo. Attualmente il mio sogno nel cassetto, nonché il mio obiettivo futuro, è quello di aprire un'azienda nell'ambito dell'ingegneria di processo, ma ancora da decidere, diciamo, l'ambito, se dal punto di vista della moda, quindi dell'abbigliamento e quindi la produzione di materiali innovativi, o dal punto di vista della cosmetica. Nel tempo libero mi piace tenermi in forma andando in palestra. La mia mascotte per Miss Venice Beach quest'anno è il mio coniglietto e incrocio le dita per questa finale. Numero 5, Sofia Tomei, 1,70 m, 18 anni, da Vigonovo, Venezia, del segno del Toro. Ciao a tutti, mi chiamo Sofia Tomei, ho 18 anni e vengo da Vigonovo in provincia di Venezia. Sono una studentessa e studio sull'indirizzo sulla moda. Mi descrivo come una ragazza semplice, timida anche se non sembra, e solare. Da grande vorrei tanto diventare appunto una modella oppure lavorare sul settore comunque della moda. Essendo una ragazza molto timida, spero appunto di aprirmi e riuscire a credere di più in me stessa. Ho scelto Miss Venice Beach appunto per far emergere il mio talento, che è appunto la danza. Infatti ho praticato danza classica, moderna e contemporanea per 7 anni. Numero 6, Beatrice Dotto, 1,70 m, 17 anni, da Castelfranco Veneto, del segno del Leone. Ciao a tutti, sono Beatrice Dotto, ho 17 anni e vengo da Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Nel mio tempo libero mi piace danzare e cucinare e passare del tempo con la mia famiglia e con i miei amici. Ho deciso di partecipare a questo concorso perché penso sia una bellissima opportunità per crescere dal punto di vista personale come persona, ma anche proprio dal punto di vista lavorativo, quindi migliorare il mio portamento e imparare dei trucchetti per truccarsi meglio e avere più confidenza di se stessi. Inoltre un mio segreto che in pochi sanno è che in realtà io non sono trevigiana ma sono friulana. Sono nata a Trieste e mi sono trasferita qua quando avevo all'incirca 9 anni e questa è una cosa che sanno poche persone. Ciao! Numero 7, Silvia Zecchin, 1,70 m, 19 anni, arriva da Noale, del segno del Sagittario. Ciao, sono Silvia, ho 19 anni, vengo da Noale e nella vita studio scienze politiche a Padova. Da grande mi piacerebbe diventare un insegnante, insegnare o diritto o economia. Sono una ragazza molto solare, semplice, però sono molto emotiva. Infatti spesso mi metto a piangere per niente e sono anche molto ansiosa. La mia più grande passione è la ginnastica ritmica, infatti da quando ho iniziato l'università ho iniziato ad insegnare le bambine che hanno 5 anni e il mio più grande sogno è portarle alle nazionali con me come tecnico federale ufficiale di ginnastica ritmica. E è stata la mia famiglia a spingermi a partecipare a questo concorso, infatti l'ho fatto per loro, non solo mio papà, mia mamma e le mie sorelle, ma anche i miei zii e le mie cugine, e loro mi ispirano, infatti sono molto felice che mi vengano a vedere alla finale. Penso si sia notato che sono anche un po' timida, infatti
spero che questo concorso mi aiuti ad aprirmi e incrociamo le dita. Numero 8, Martina Lombardo, 1,70 m, 17 anni, arriva da Chioggia del segno del Capricorno. Ciao a tutti, mi chiamo Martina Lombardo e ho 17 anni. Vengo da Chioggia, in provincia di Venezia. Frequento il 4º anno del liceo scientifico ed d'estate ho lavorato come barista, insomma mi do da fare. Ho la passione per le moto da cross, infatti ne ho una tutta rosa coi brillantini. È sempre stato il mio sogno fin quando ero bimba. Mi piacciono tantissimo gli animali, soprattutto i cani, e un altro mio sogno sarebbe avere un husky siberiano. Sto aspettando di andare via di casa per prendermene uno perché i miei genitori non ne vogliono. Però intanto ho 3 tartarughe a cui voglio tanto bene. Il mio sogno è quello di viaggiare per il mondo e conoscere altre culture, città, visitarle. La mia città del cuore sarebbe proprio New York, perché è bellissima, solo a vederla dalle foto così mi ispira un sacco. In bocca al lupo a tutte le ragazze, ci vediamo alla finale. Numero 9, Fiorenza Dri, 1,70 m, 23 anni, da Martignacco, in provincia di Udine del segno del Capricorno. Ciao a tutti, sono Fiorenza Dri, ho 23 anni e vengo da Udine. Se dovessi descrivermi, io solitamente dico che sono Capricorno ascendente Leone. Io credo moltissimo nell'astrologia e questo segno mi rappresenta al 100%. Difatti solitamente sembro una ragazza molto fredda o introversa inizialmente, ma vi assicuro che non è per nulla così, anzi sono super sensibile e dolce. Se dovessi però trovare un difetto, perché ho anche quelli, ammetto di essere molto permalosa, ma ci sto lavorando. Se vi dovessi dire un segreto su di me è il fatto che da fuori sembra una ragazza molto sicura di me stessa, ma non è sempre stato così e tuttora non è sempre così. Come sogno nel cassetto, io devo dire che da poco ho visto Anastasia sul red carpet e ho detto io voglio arrivare lì. Non so se con Venice Beach o con qualsiasi altra esperienza che posso fare, ma ho visto che quello è proprio un ambiente che mi piacerebbe tanto e quindi voglio lavorare affinché questo sogno si possa realizzare. Numero 10, Gaia Casagrande, 1,70 m, 18 anni, arriva da Cittadella del segno dei Pesci. Ciao, sono Gaia Casagrande, vivo a Cittadella in provincia di Padova e ho 18 anni. Mi piace molto danzare e anche disegnare, infatti frequento il liceo artistico. I miei hobby principalmente sono appunto sempre danzare, anche suonare il violino, infatti l'ho suonato per più o meno 8 anni. Mi aspetto da questo concorso di divertirmi e soprattutto di essere più sicura di me stessa. In futuro mi vedo molto, diciamo, come una modella, infatti mi piacerebbe lavorare per il mondo della moda e lavorare per brand famosi. Sono molto felice di essere stata ripescata da Giriferro Team, spero di divertirmi appunto e di arrivare a un bel traguardo. Numero 11, Lorenza Busillo, 1,70 m, 22 anni, arriva da Paese, Treviso, del segno della Vergine. Ciao, sono Lorenza, ho 22 anni, 23 la prossima settimana. Sono nata in Calabria ma vivo in Veneto da tantissimi anni ormai. Studio lingue per il commercio internazionale all'Università di Verona. Amo ballare, penso sia il mio hobby principale. Amo il make-up, mi piace anche cantare, però nessuno lo sa. Ho deciso di partecipare a questo concorso principalmente per sconfiggere tutte le mie insicurezze o comunque provarci, perché ne ho tante, sono una ragazza anche molto timida e quindi alla mia età penso che servisse uno step per aiutarmi a realizzare quelli che poi sono i miei obiettivi, quindi affermarmi nel mondo della moda sia in prima persona, quindi nelle sfilate, shooting, set fotografici, che anche poi nelle retrovie a livello organizzativo, social, eccetera eccetera. Volevo ringraziare tutte le persone che mi stanno sostenendo in questo percorso, i miei genitori, la mia famiglia, i miei amici e il mio ragazzo, senza il quale non avrei nemmeno pensato di partecipare a questo concorso. Ciao a tutti! Numero 12, Margherita Bolsonella, 1,70 m, 21 anni, arriva da Mira del segno del Cancro. Ciao a tutti, sono Margherita Bolsonella, ho 21 anni e abito a Mira in provincia di Venezia. Nella vita sono una studentessa al 3º anno di lettere moderne all'Università Ca' Foscari di Venezia. Amo molto la cultura, l'arte, infatti viaggio e voglio conoscere posti nuovi, soprattutto quelli riferenti all'arte classica, greca e latina. E da grande il mio obiettivo sarebbe quello di diventare insegnante. Pratico danza classica e moderna, infatti lo scorso dicembre ho conseguito il diploma di ballerina classica alla Royal Academy of Dance di Londra. Amo trascorrere del tempo anche con la mia famiglia, con i miei nonni che sono anziani e abitano vicino a me
Con mio nonno amo giocare a carte e intrattenerlo, mentre con mia nonna insomma la porto in passeggiata con la carrozzina, oppure le racconto ciò che io faccio durante il giorno e le leggo alcuni libri. Grazie a tutti, un bacio. Numero 13, Beatrice Russo, 1,71 m, 17 anni, Vallà di Riese, Pio X, Treviso, del segno del Sagittario. Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Russo, ho 17 anni e abito a Vallà di Riese, Pio X, in provincia di Treviso. Mi descrivo come una ragazza semplice ma anche originale. Un esempio di questo è il fatto che io non ho orecchini, non ho nessun piercing o tatuaggio, però al tempo stesso amo le paillette e i colori brillanti. Frequento il liceo e in futuro vorrei studiare biotecnologie e diventare una ricercatrice in campo medico. Durante il tempo libero suono il violoncello, che è la mia passione, ma anche ballo, danza classica e hip hop. E mi piace anche molto leggere e organizzare viaggi e attività con le amiche in compagnia. E sono molto felice di poter vivere questa esperienza che reputo molto formativa, comunque interessante sotto tutti i punti di vista, e ringrazio YouStyle Magazine per questa opportunità. Numero 14, Arianna Musobelli, 1,72 m, 18 anni, San Martino di Lupari, Padova, del segno della Bilancia. Ciao, sono Arianna Musobelli, ho 18 anni e vengo da San Martino di Lupari. Sono una ragazza solare, gentile, disponibile e anche un po' testarda. Nella vita faccio la parrucchiera, il mio sport è il patinaggio e faccio anche palestra. Il mio sogno nel cassetto è in un futuro entrare nel mondo della moda e diventare stilista e crearmi un mio brand personale. Amo viaggiare, infatti tra un po' andrò a Parigi per un po' di tempo. Il mio segreto, che non tutti sanno, è che sono di origine albanese e ogni anno vado lì perché è un posto bellissimo, soprattutto il mare, infatti ultimamente è sempre più visitata e c'è molto turismo. Dal concorso mi aspetto di fare nuove amicizie, sto conoscendo molte nuove ragazze e quindi sono molto felice, e mi aspetto poi di avere delle proposte di lavoro. Numero 15, Serena Forzutti, 1,72 m, 20 anni, da Padova, del segno del Sagittario. Ciao a tutti, sono Serena Forzutti, ho 20 anni e vivo a Padova. Nella vita studio all'Università di Diritto e Tecnologia e pratico tennis a livello agonistico. Mi reputo una ragazza molto attiva, solare, permalosa e testarda, però con tanta voglia di imparare, fare sempre cose nuove. Mi sono iscritta a questo concorso perché credo che sia un'ottima opportunità per iniziare a fare qualche lavoro e qualche esperienza più professionale. E mi aspetto di divertirmi e soprattutto imparare molte cose, tutte quelle che posso apprendere cercherò di apprenderle nel migliore dei modi, e spero di conoscere anche delle ragazze splendide e fare molta amicizia. Numero 16, Elisa Fuser, 1,73 m, 16 anni, di San Donà di Piave, del segno dello Scorpione. Ciao, sono Elisa, ho 16 anni e vivo a San Donà di Piave. Frequento l'Istituto Tecnico Leon Battista Alberti, dove studio relazioni internazionali e marketing. Il mio hobby preferito è ascoltare musica e soprattutto mi piace ballare. Infatti pratico da 9 anni danza latinoamericano di coppia a livello agonistico, quindi partecipo anche a competizioni di livello nazionale e internazionale. Mi posso definire una ragazza semplice, determinata e solare, però anche testarda. Il mio sogno nel cassetto non è un sogno ben preciso, ma ho tantissimi desideri in vari ambiti, quindi sia scuola sia sport, che mi piacerebbe realizzare. Mi hanno consigliato di partecipare a questo concorso i miei genitori e in particolare mio papà, e ho deciso di prendere la palla al balzo per provare una nuova esperienza. Visti i risultati ottenuti fino adesso, devo ammettere che il papà aveva ragione, quindi grazie papi. Numero 17, Selma Ingud, 1,74 m, 20 anni, da Fiesso d'Artico, del segno del Capricorno. Ciao, sono Selma, ho 20 anni e abito in Fiesso d'Artico, in provincia di Venezia. Ho già partecipato a Miss Venice nel 2019, ma voglio ripartecipare per vincere la corona. Nella vita faccio la modella, mi piacerebbe proseguire in questa strada qui. Nel 2019 ero stata classificata alla finale con una fascia, e però al tempo non esisteva reality. Sono curiosa
curiosa di scoprire i corsi e soprattutto quella di portamento. Numero 18, Asia Pezzano, 1,76 m, 17 anni, da Sottomarina, del segno dei pesci. Sono Asia Pezzan, ho 17 anni, vengo da Sottomarina e frequento il liceo artistico a Venezia. Sono una ragazza determinata, molto curiosa e altamente testarda. I miei progetti per il futuro, sebbene mi piace tenerli nascosti, posso dire che comunque c'entrano il lato artistico. È la seconda volta che partecipo al reality di Miss Venice Beach e quest'anno voglio proprio parteciparlo con più sobrietà. Sono appassionata di sport, mi piace la musica e viaggiare. Fin da quando ero piccola mi è sempre piaciuta la musica hip hop e mi piacerebbe appunto viaggiare in giro per il mondo esplorandolo, senza meta. Sono una ragazza misteriosa, ma questa volta decido di svelarvi un mio segreto. Sono vegetariana. Basta. Proseguiamo con la numero 19, Elisabetta Rossi, 1,76 m, 16 anni, arriva da Cadoneghe, del segno del Toro. Ciao, sono Elisabetta Rossi, ho 16 anni, abito a Cadoneghe, un paesino in provincia di Padova. Mi definisco una ragazza ottimista, altruista e tenace. Il sorriso penso sia il mio punto di forza, dato che è molto contagioso. Mi piace viaggiare e sono molto sportiva. Sono una studentessa al terzo anno del liceo scientifico sportivo e infatti pratico ginnastica artistica, nuoto, pattinaggio artistico su ghiaccio e studio pianoforte. Il mio sogno del cassetto è diventare una fisioterapista e posare per marche importanti. Sono qui a Miss Venice Beach perché una mia amica mi ha consigliato di partecipare e spero che questa esperienza sia molto bella, anche perché spero di legare molto con altre ragazze e di imparare molte cose e soprattutto di divertirmi. Vi auguro una buona serata e mi raccomando, votate per me. Numero 20, Anna Rossi, 1,76 m, 18 anni, da Mestrino, del segno del Capricorno. Ciao a tutti, mi chiamo Anna Rossi, ho 18 anni e vengo da Mestrino in provincia di Padova. Nella vita sono una studentessa del liceo classico e se mi dovessi descrivere con degli aggettivi userei sognatrice, generosa e ambiziosa. La mia passione è la moda e infatti questo mi ha portato a iniziare il mio percorso come modella. Quando sfilo mi sento completamente me stessa e adoro portare le altre persone nei miei mondi. La mia passione è la recitazione. È il mio sogno fin da piccola insieme all'essere una presentatrice, infatti io amo stare in mezzo alle persone e dialogare con il pubblico. Spero di avervi conquistato con questo video e ci vediamo in finale. Numero 21, Giada Campello, 1,77 m, 17 anni, da Caltana, Venezia, del segno del Capricorno. Ciao a tutti, sono Campello Giada, ho 17 anni e quest'anno frequenterò il quinto anno alla scuola Newton Pertini di Campo San Piero all'indirizzo moda. Mi descrivo come una persona molto emotiva, sensibile e se si può dire anche simpatica. Ho scelto di partecipare a questo concorso perché mi è sempre piaciuto il mondo della moda, infatti vorrei poi farlo diventare un lavoro, la mia professione. Gioco a pallavolo a livello agonistico da ormai una decina d'anni e da poco sono entrata all'interno di un'agenzia per modelle e fotomodelle. Mi è sempre piaciuto questo ambiente e voglio far sì che questo diventi il mio futuro. Sono molto contenta di intraprendere questa strada e questo percorso e vi aspetto tutti alla finale. Numero 22, Benedetta Kovacevic, 1,78 m, 16 anni, da Tiene, del segno dello Scorpione. Ciao a tutti, sono Benedetta, ho 16 anni, vivo a Tiene in provincia di Vicenza. Nella vita studio al liceo linguistico e pratico pallavolo in Serie B. Mi definisco una ragazza molto iperattiva perché ho sempre voglia di fare, ma soprattutto sempre voglia di arrivare più in alto. Il motivo per cui sono qua è perché mi piace molto sfilare. Da queste esperienze mi aspetto di fare molte amicizie e conoscere bene tutte e soprattutto di dare me stessa al meglio. Un mio piccolo segreto è che sono italo-croata, mia mamma è italiana e mio papà è croato. Spero di avervi conquistati e niente, ci vediamo alla finale. Numero 23, Anna Toniutti, 1,78 m, 19 anni, arriva da Tarso in provincia di Treviso, del segno dell'Ariete. Ciao, sono Anna Toniutti, ho 19 anni e vivo in un piccolo paesino nelle colline del Prosecco. Nella vita sono una studentessa universitaria alla facoltà di lettere moderne. Mi definisco come una ragazza solare, sincera, allo stesso tempo anche un po' testarda. Le mie passioni sono l'atletica, ma allo stesso tempo mi piace moltissimo il mondo della moda.
moda. Infatti uno dei miei sogni nel cassetto è quello, oltre che a laurearmi, è di poter appunto sfilare per importanti brand, ma allo stesso tempo anche posare. Mi sono iscritta a Miss Venice Beach perché mi piace mettermi in gioco e soprattutto per fare un'esperienza fantastica. Numero 24, siamo arrivati alla fine. Rossella Lorenzi, 1,80 m, 18 anni, di Jesolo del Segno del Leone. Ciao, sono Rossella, ho 18 anni e studio al liceo classico. Mi definisco una persona molto empatica, estremamente curiosa, ma un'inguaribile indecisa. Le mie passioni sono la pallavolo e da quest'anno diventerò volontaria di un'associazione che organizza viaggi all'estero. Da Miss Venice Beach mi aspetto una grande crescita personale, avere più fiducia in me stessa e fare tante belle amicizie. Mi piace molto viaggiare perché sono curiosa di scoprire nuove culture diverse dalla mia. Ho trascorso l'anno scorso all'estero, in Belgio, e è stata una delle esperienze più belle della mia vita. I miei obiettivi futuri sono trovare un'università che mi soddisfi e mi paghi e, se possibile, continuare nel mondo della passerella e sfilare per alcuni brand. Questa sono io, un bacione, ciao a tutti. Queste erano le nostre 24 concorrenti, i giurati hanno votato dall'1 al 10 per la presentazione. Questa sera lo spettacolo quasi fluttuante con i colori dell'aria, del bianco, della neve, per presentare i gioielli di Leonardo Gioielli, e devo dire che gioielli! Dal 1989 il punto di riferimento nell'alta gioielleria e orologeria a Mestre. L'esperienza e la professionalità sono la loro business card, sempre pronti a consigliarvi il gioiello più adatto alle vostre esigenze, a realizzare su misura ciò che state cercando. Da Leonardo potete trovare un'incredibile e unica gamma di prodotti di altissimo livello, con i preziosi più esclusivi e rinomati. In passerella questa sera le creazioni di Gucci, Pomellato, Damiani, in uno spettacolo unico, grazie alle coreografie di Sara Giurin, dei nostri ballerini e le modelle. Signore e signori, Leonardo Gioielli. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care, but you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough, and things go wrong no matter
Miss Fasciate del 2022 che ci hanno deliziato con questo spettacolo, queste coreografie realizzate dalla nostra coreografa, nonché anche colei, la docente che tutto l'anno si occupa di voi e vi fa ballare sul palco, vero Anastasia? Vero. Vero? Ce l'ha fatta anche con me. Ce l'ha fatta anche con te. E allora grazie ragazze, è arrivato il momento di vederle sfilare in passerella come delle vere e proprie modelle. Ci presenteranno la nuova collezione di Bidon Abbigliamento, lo storico negozio di Fossalta di Portogruaro che dal 1938 si impegna per garantire ai suoi clienti la più accurata selezione di scarpe, abbigliamento e accessori. Da ben 85 anni Bidon ci accompagna in ogni momento della nostra vita, garantendoci un'altissima qualità e proposte sempre nuove e al passo coi tempi. Stasera porteranno in passerella alcuni capi dei brand più noti, amati e conosciuti in Italia, tra cui Elisabetta Franchi, Twinset, Nenette, E-Cap e Alessia Santi. Una piccola e deliziosa selezione che vi farà rimanere, credetemi, a bocca aperta e che soprattutto vi aspetta nella boutique. Signori e signori, le nostre concorrenti con Bidon, giurati, votate dall'1 al 10. Il nostro pubblico alla terza ed ultima sfida. In passerella le nostre concorrenti sfileranno con gli occhiali dell'ottica Il Porto del Cadore, proprio qui in via Camuncina 39 a Portogruaro. Ricerca,
qualità e innovazione. Sono questi i loro punti cardine. Selezionano personalmente con cura e attenzione i migliori brand nazionali e internazionali, spaziando dall'Italia, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Corea al Giappone. Prodotti interamente lavorati a mano con cura da sapienti mani artigiane. Successivamente sfileranno con le borse di BGHY Venezia, un brand nuovo italiano che rappresenta lo stile e la tradizione italiana. Anche qui le sapienti mani degli artigiani realizzano con cura e cuciono a mano le migliori borse e pochette con materiali ricercati che rendono esclusive non solo le borse ma anche uniche le persone che le indossano. Pellami pregiati, tessuti ricercati, tessuti che provengono anche da tessuti, scusate il gioco di parole, riciclati proprio per una moda sostenibile come quella del nuovo millennio. Ma non solo, perché abbinati agli occhiali e alle borse ci saranno anche i gioielli della Murrina Murano di Venezia, le lavorazioni più preziose e pregiate del vetro raccolte con collane, bracciali, orecchini per delle parure da favola. Signore e signori, le nostre Miss. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair, watching life go by, no one who to share. Boy, you got it bad, but I got something good. I will treat you good in every way, yeah. You will never feel alone, my touch is such a rush, it overflows. I will give to you the love you seek in my heart. So you're waiting for. I will give to you the love you seek in my heart. So you're waiting for. I will give to you the love you seek in my heart. So you're waiting for. I will give to you the love. Signore e signori, possiamo dire che il dado è tratto, cioè abbiamo concluso le votazioni. Un applauso davvero dal cuore a tutti i nostri professori: Elena Libanori, Ellie Noiri, il corso di armocromia, Sandra Baggio per il corso di portamento, Elena Perosa di sport arredo, il corso di estetica, Luana Burigotto, il corso di make-up artist assieme a Sara Galassi, Deborah Conforti per il corso della tecnica di respirazione e palcoscenico, la nostra coreografa Sara Giurin, i fotografi
Massimo Balestrieri e Valdet Ademi. Valdet è il fotografo di quest'anno, sì, che ha vinto. Assolutamente una sfida, un percorso importante che lo consiglio comunque a tutti nei prossimi anni, è veramente una cosa bella. Di provarci, grazie Valdet. Massimo, tu sei già rodato perché Sì, l'anno scorso sì. hai vinto, quest'anno è stato il secondo anno, sì. questo shooting fotografico è andato come una Ferrari. Sì, quest'oggi. liscissima, mi sto proprio abituando. Elena, con i prodotti, vieni con i tuoi fantastici prodotti di Maisana, hai incantato e conquistato tutte le nostre concorrenti. Anche voi mi avete incantato, ci hai conquistato dal primo Grazie. incontro che c'è stato in azienda, grazie a Sandra che ci ha fatto conoscere. È stato un percorso emozionante di tappa in tappa, abbiamo dato noi qualcosa alle ragazze, ma anche le ragazze hanno dato molto anche a noi, quindi grazie a te e anche a tutte le ragazze. Grazie davvero. Sandra, sono bastati dei piccoli input perché potessero conquistare più sicurezza in se stesse, e mi sembra che questa sera l'abbiano dimostrato. sì, io le ho viste davvero diventare delle superstar, delle top model in passerella, le ho viste contente, sorridenti e felici di aver realizzato in parte il loro sogno. Devo chiamare altre due persone qui sul palco che si sono occupate dell'hair stylist di tutte le nostre concorrenti, e sono Maria Luigia Minato, eccola qui, hair stylist, e Alessia Manzardo, il salone Elodie, eccole qua. Ciao a tutti. Le nostre hair stylist, posso dire, a me piace chiamare trucco e parrucco, questi nomi all'inglese, insomma facciamo trucco e parrucco, e siete state eccezionali ragazze. Grazie Elisa a te per l'opportunità e grazie a tutti quanti voi per la fiducia. Grazie. Grazie mille ancora. Eiva Sport & Spa ci ha accolto in questi 4 giorni come nostra base di partenza per il reality, partenza e arrivo per il reality, ma abbiamo soggiornato e abbiamo coinvolto tantissime attività del Portogruarese, quindi a partire dall'Hotel Residence Portus, ringraziamo Francesco Bragato, il Caffè Lemene con Raffarello e Maria che ci hanno coccolato tutte le mattine con una grande colazione, il locale Pilsen con Matteo e Andrea Campora che ci ha fatto divertire nella prima serata, Alta Marea, il ristorante di Concordia Sagittaria con Salvatore ed Elisa che ci ha coinvolto nell'ultima serata, poi Borgo 38 con Vidon, Stefano e Veronica nella serata di mezzo, quella che ci ha fatto fare tardi una location fantastica. Salutiamo anche Capital di Mauro Ternici, Senza Freni, il giro in bicicletta, perché le nostre miss in questi giorni non hanno fatto solo dei corsi ma si sono anche cimentate come delle inviate per il programma TV di Tra Città e Sapori. Siamo andati anche a Concordia con l'associazione di Francesco per la voga alla Veneta, quindi le abbiamo fatte anche vogare, grazie. E poi Carlo Giacomin con il caffè numero 1, che ogni momento era buono per bersi un caffè in compagnia. Ringraziamo anche le boutique con i fiori e Giuseppe, Alessandro Zulianello per gli omaggi che daremo successivamente alle miss, e poi non poteva mancare il dolce, quindi il gelato di Oltre, un ringraziamento particolare anche a Leonardo Zanco. Questi sono stati tutti i nostri partner che ci hanno accompagnato in questa super avventura, un'avventura che è quasi giunta al termine ma che sicuramente si ripeterà nelle prossime edizioni. Facciamo sfilare con un ultimo serpentone le nostre concorrenti e poi siamo pronti per decretare le miss che passano il turno. Numero 1 Isabel Zanchin, numero 2 Nicole Masiero, numero 3 Flavia Iseni, numero 4 Jennifer Traverso, numero 5 Sofia Tomei, numero 6 Beatrice Dotto, numero 7 Silvia Zecchin, numero 8 Martina Lombardo, numero 9 Fiorenza Dri, numero 10 Gaia Casagrande, numero 11 Lorenza Busillo, numero 12 Margherita Bolsonella, numero 13 Beatrice Russo, numero 14 Arianna Musubellio, numero 15 Serena Forzutti, numero 16 Elisa Fuser, numero 17 Selma Aingud, numero 18 Asia Pezzan, numero 19 Elisabetta Rossi, numero 20 Anna Rossi,
Rossi, numero 21 Giada Campello, numero 22 Benedetta Kovacevic, numero 23 Anna Toniutti, numero 24 Rossella Lorenzi. Com'è andata? Siete felici? Siete contente? Comunque vada, è stato un successo? Sì? Allora, innanzitutto io vorrei darvi il risultato della sfida del Pampiuma Masterchef per le nostre Miss. Abbiamo realizzato una sfida Masterchef Miss con le nostre concorrenti divise a squadre, 12 squadre, ognuna ha realizzato, utilizzando i prodotti dei partner con la base il Pampiuma, un tramezzino gourmet raccontando quelle che sono le loro passioni, i loro gusti, e la giuria, composta da Umberto Pizzinato, che ringraziamo anche con Confartigianato che ci ha sostenuto in questa grande manifestazione, assieme ad Umberto c'erano anche Elisa e Salvatore di Alta Marea, hanno decretato la coppia vincitrice. Vincono le 2 fasce da damigelle, significa che possono essere accumulabili anche con le altre dei partner. La coppia composta da la numero 9 e la numero 18. Fiorenza Adri e Asia Pezzana. Anche i pescatori sono nostri partner da un paio di edizioni. Io ho fatto delle fantastiche ricette, le porteremo nelle fiere internazionali, un po' dappertutto, insomma, perché esportiamo il nostro buon prodotto, il nostro buon pesce veneto dappertutto. Passa il turno, la Miss, la leggi? La dico io? Dilla tu. Il numero dico io. Sì, di il numero. Il numero 9. Fiorenza Dri! Parliamo ora di Coraia, con noi c'è Ilaria Branca, referente dell'azienda, un'azienda internazionale che posso dire sta con Miss Venice Beach dal 2011, quando abbiamo iniziato. Vince la numero 7, Miss Coraia Silvia Zecchin. Adesso vorrei sul palco Emma Rossato, in rappresentanza di Radio Wow, di tutti gli speaker, i DJ, i vocalist, del nostro direttore Stefano Mattara. Vince la numero 16, Elisa Fuser. Chiamiamo adesso Elena Perosa per la fascia di Miss My Son. La Miss è Beatrice Dotto. La numero 6. Vince la fascia di Miss Consorzio Sigillo Italiano, La numero 24, Rossella Lorenzi. Passiamo ora, ragazze, alla fascia di Miss Leonardo Gioielli. La numero... Leggi! Ah, scusa. Questa. 20. Anna Rossi! Vince la fascia di Miss Eiwa. La numero... Dillo tu, Claudio. 17. Selma Eingood! E vado a ringraziare di nuovo la Regione Veneto, Eiwa Sport & Spa, Gioielli Leonardo, My Son, Audi Motor Class, BGHY, Area B Bikini, Ottica Il Porto del Cadore, Bidona Abbigliamento, Murrina Murano, La Fornasotta di Gabriele Urban, per il food Consorzio Sigillo Italiano, i Pescaori, Pampiuma, Coraia, Latteria Soligo, la Cantina dei Vini K Vescovado, i nostri media partner Antenna 3, Gazzettino, Radio Wow, GD Ferro Team e U Style. Siamo
174 punti la numero